preso la parola soprattutto per dirmi estremamente soddisfatto dell'andamento di questo convegno, sia per la bontà delle relazioni che si sono svolte nel corso della mattinata, quella molto lucida del nostro segretario generale, di Giacomo Meloni, della quale non ho condiviso soltanto un punto, il cenno che fa alla lingua sarda. Altrettanto piacevole è stata la relazione svolta sullo statuto attuale d'autonomia, svolta da Francesco Casula, e anche la proposta che lui ha fatto di vedere sempre più coinvolta in questa operazione la Confederazione Sindacale Sarda, perché non può lasciarsi sfuggire un momento così importante come quello della Costituente sarda, nel corso della quale si devono dettare le nuove regole per la comunità nazionale sarda, per la nazione sarda, nuove regole e, come diceva anche l'amico segretario generale di Sardegna Nazione, Bustiano Composto, devono essere norme che devono essere stilate direttamente dai sardi, senza andare a pietire, senza andare a Canossa, senza dover chiedere l'imprimatur dai vari Ciampo e Ciampitta, dei vari Pirlusca e Pirlusconi. Quindi il problema fondamentale è questo, è un problema che noi dobbiamo affrontare in maniera seria, la dobbiamo affrontare qui in Sardegna e dobbiamo imporre la nostra volontà nell'isola. Naturalmente sono d'accordo poi su un argomento sul quale assolutamente non è possibile discutere: l'articolo 18 non deve essere toccato. I lavoratori non possono e non devono essere licenziati dal posto di lavoro senza giusta causa. Quindi sull'articolo 18 ritengo che sia necessario fare anche le barricate ove fosse necessario, perché questo progetto che sta portando in maniera inopinata avanti il ministro delle riforme Maroni non vada avanti. Noi ci dobbiamo opporre con tutti i nostri mezzi. Naturalmente, voglio dire, mi sento soddisfatto perché oggi, dopo tanto tempo, partecipando a questo convegno, mi sono riconosciuto nelle battaglie della Confederazione Sindacale Sarda, che è un sindacato etnico e un sindacato di base, un sindacato che pone al centro della propria battaglia uno dei suoi caratteri distintivi fondamentali, che è quello di battersi per la cultura, per la lingua, per la sardità, per l'identità del popolo sardo, e contemporaneamente fare tutta una serie di lotte per andare incontro ai problemi dei lavoratori. Naturalmente la polemica garbata che ha innescato una persona che io stimo tantissimo, Beppe Melis, diceva: sì, ma intanto in questo sindacato fino a questo momento stiamo privilegiando l'aspetto etnico ed etnicista, anziché portare avanti l'aspetto più strettamente sindacale, più di lotta, perché, cioè, in altre parole, io accetto le critiche che ha svolto Beppe Melis, perché questo sindacato dovrebbe occuparsi di più anche, non soltanto di problemi che sono fondamentali, basilari, perché questo sindacato, se non si posasse su due pilastri fondamentali, il pilastro dell'etnismo e del sindacalismo di base, sarebbe un sindacato che si omologherebbe a tutti gli altri sindacati. E volevo dire che noi dobbiamo assolutamente dare il nostro sostegno convinto e scendere in prima linea nella battaglia che intendono ingaggiare gli ambulanti. Dobbiamo
attorniare il Palazzo della Regione, protestare vivacemente perché in Sardegna non continui la discriminazione, non continuino le discriminazioni di cui ci ha parlato Vincenzo Pandolfi. Ci dobbiamo schierare decisamente a favore degli ambulanti, ma non solo a favore degli ambulanti, ma a favore di quelle categorie che vedono minacciato il loro posto di lavoro, che possono essere trasferiti ad esempio a Sassari. Un amico del centro di smistamento della corrispondenza ha ricevuto una lettera da un certo ingegner Loi, speriamo che non sia il fratello di Gianni Loi, da un certo ingegner Loi, il quale dice: preparatevi, raccogliete il pigiatino e i ferri perché vi dovete spostare. Molto probabilmente intendono mandarli a Cagliari. Ora, questa gente purtroppo no, a Palermo non penso. I telegrammi a Palermo, e anche questi vanno giustamente sostenuti. La relazione del nostro segretario generale, il cui tema è quello dell'Europa dei popoli, è in perfetta sintonia con i programmi di tutte le forze che si muovono all'interno di quella vasta area che è l'area nazionalitaria, indipendentista, sardista ed etnofederalista, ed è un'area importantissima che potrebbe dare notevole slancio alla nostra organizzazione sindacale. Ecco perché ritengo che la Confederazione Sindacale Sarda debba partecipare, possibilmente col segretario generale e con un altro membro della segreteria, partecipare a Barcellona al convegno delle organizzazioni sindacali europee, perché dobbiamo creare una confederazione delle organizzazioni etniche d'Europa. Dobbiamo partecipare in primo piano in prima persona alla costituzione di questa grande confederazione, soprattutto in un momento, come diceva Agostino Composto, in cui stanno affrontando i problemi della revisione della Costituzione europea. Costituzione per la quale noi ci dobbiamo impegnare perché questa Costituzione riconosca ai popoli oppressi, alle nazionalità senza Stato. In Europa siamo circa 100 milioni di persone che militano, che fanno parte delle nazioni senza Stato, perché queste nazionalità senza Stato siano rappresentate e perché le loro lingue minoritarie vengano riconosciute ufficialmente dall'Europa. Per quanto riguarda viceversa il problema di Salim Basarda, non mi trovo d'accordo. L'unica parte nella quale non mi trovo d'accordo col segretario generale della cui relazione ho condiviso tutto è quello di Salim. Io da sempre, da una vita, mi batto perché si crei una Koinè, una lingua sarda unificata, un unico popolo, un'unica lingua. Molti dicono: ma se noi facciamo attraverso questa battaglia sulla lingua si deve muovere su due binari, uno della democrazia linguistica, della salvaguardia delle singole varianti e anche delle singole parlate dei singoli paesi della Sardegna, perché non vorremmo fare l'errore che ha commesso lo Stato italiano, che ha ucciso le parlate regionali e le parlate locali e si è impoverito. Per noi viceversa le parlate locali, le varianti linguistiche, il sardo logudorese, il sardo campidanese, il sardo corso, che è comprensivo del gallurese e del sassarese, e le altre lingue alloglotte presenti nell'isola, il corso di La Maddalena, il catalano di Alghero, il romanisca di Isili e il tabarchino di Carloforte, devono essere tutte potenziate e valorizzate. Tenete presente che è importante
la loro valorizzazione. Pensate che il romanisca di Isili, Salimba de Sorrom, degli uomini di Isili, è una delle 10 lingue internazionali degli zigani di tutto il mondo, parlata da 92 milioni di persone nel mondo. Ecco perché a noi serve mantenere vive tutte queste parlate. E allora io dico, accogliendo l'invito che ha fatto poco fa all'assemblea, ai quadri della Confederazione Sindacale Sarda, Francesco Casula, dico, fissiamo un appuntamento perché i quadri impegnati in prima linea nella battaglia per la lingua elaborino una proposta, salvando la parte salvabile della proposta elaborata, non buttando al macero perché è troppo facile, ma salvando la parte salvabile della proposta elaborata dalla Commissione regionale di linguisti ed esperti, elabori una proposta della Confederazione Sindacale Sarda che, come ricordava già Francesco Casula, è la Confederazione che da sempre si batte per la lingua e la cultura sarda, e quindi come tale questa Confederazione deve elaborare una linea che sia il più possibile unitaria. Non dobbiamo continuare a beccarci come i polli di Renzo, campidanesi contro lugudresi, sassaresi e galluresi contro i griseni, sì, che sono... E quindi ecco, e allora io concludo dicendo, dunque, Franci, l'apriamo il 15 o il 10 quando ci troviamo inter nos una polemica. Poco fa, ad esempio, Angelo Maras ha sollevato un problema importantissimo, l'affare del XXI secolo, del terzo millennio, è quello dell'acqua. Tutte le multinazionali stanno mettendo le mani sulle nostre sorgenti. Fra poco noi dovremo pagare i nostri prodotti a peso d'oro, così come tutte le multinazionali stanno mettendo le mani sulle nostre materie prime, che attraverso una politica coloniale di rapina giorno per giorno vengono portate via dalla Sardegna. Ogni giorno 300 tir prendono le sabbie silicee di Florinas, Ossi, Muros e Cargeghe e le portano al porto industriale di Porto Torres e le imbarcano. Una parte, quelle meno buone, per formare come si chiama? Le ceramiche a Domodossola, dove lavorano 22.000 operai, mentre 15 operai lavorano alla Sarda Silicati in Sardegna. E la parte migliore delle sabbie silicee, quella che serve per formare i microchips per l'elettronica, viceversa, quella lì ugualmente viene portata via. Quindi noi dobbiamo assolutamente opporre una battaglia dura e feroce perché queste cose non avvengono. Io proporrei alla Confederazione Sindacale Sarda, unitamente ai movimenti nazionalitari presenti nell'isola, di fare un blitz a Florinas, di bloccare i tir, di impedire che queste sabbie vengano esportate dalla Sardegna verso il continente, perché questo non lasciando soltanto mondezza e disastri ecologici gravissimi in Sardegna, e noi dobbiamo assolutamente opporre una resistenza feroce contro questi rapinatori. Ecco, con questa io chiudo. Viva la Confederazione Sindacale Sarda!